Le ruspe non si fermano sul Musone a Campo San Piero. Il lavoro di ripristino e consolidamento dell'argine è entrato nel vivo dopo il passaggio della piena che solo 24 ore fa aveva fatto temere il peggio. La pala meccanica sposta massi e terra, un'opera condotta dal genio civile che durerà anche nel fine settimana, al termine della quale saranno posizionate le parancole per l'impermeabilizzazione e finalmente si potrà essere un po' più tranquilli. Dopo la grande paura dei giorni scorsi, a Campo San Piero si va verso la normalità. Le famiglie che avevamo allertato ieri sono rientrate, fortunatamente acqua è arrivata poca e solo ad alcuni, per cui insomma possiamo dire che il momento più critico è passato. Adesso bisogna proseguire con i lavori e come continuo a dire, spero che lo stato di calamità venga decretato e che il livello nazionale all'interno di questo provvedimento disponga le risorse necessarie per continuare con la messa in sicurezza e soprattutto per realizzare quelle vasche di laminazione a nord che per noi sono indispensabili. La capacità di 1 milione di metri cubi, che era quella prevista ed è ancora quella prevista dai piani della Regione, è stata realizzata all'incirca per la metà, quindi ce ne manca ancora parecchio insomma, per metterci in sicurezza. Il livello del Musone è sceso, il fiume non fa paura, ma la strada da fare per mettere in sicurezza tutta l'asta è ancora davvero tanta. Se sulla destra idraulica i lavori di consolidamento dell'argine per 1 milione di euro sono pronti a partire, la sinistra idraulica resta l'area più critica di un torrente, il Musone, che ancora una volta ha dimostrato la sua pericolosità. Pioggia a tratti più intensa ha caratterizzato tutta la giornata, ma dal sindaco arrivano rassicurazioni. L'ARPAV ci ha assicurato che tra oggi e domani ci saranno appunto fenomeni di piogge leggere o forse anche temporalesche, ma che non causeranno l'innalzarsi del livello del Musone. Tanta la solidarietà dimostrata dai cittadini, forte la presenza delle istituzioni nel momento della piena emergenza. Adesso si apre la partita dei risarcimenti per chi i danni li ha subiti nella sua casa o nella sua attività. Al più presto faremo sapere, tra l'altro, alle persone per gli indennizi come fare. Ancora non c'è arrivata l'indicazione precisa, ma appena la avremo informeremo tutti.